prima giornata di prima categoria a incontrarsi sul campo di Sant'Eusebio Pontecarrega e Multedo. Nella stagione 2015-2016 entrambe le società hanno mantenuto la categoria, posizionandosi rispettivamente al 9° e all'11° posto. Pontecarrega, in maglia verde, attacca da destra verso sinistra, Multedo, in consueta casacca granata, da sinistra verso destra. Si parte. Via al match e il primo tentativo dell'incontro arriva al 9° minuto. È il Multedo a rendersi pericoloso sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, con il numero 5 del Multedo, Davide Raiola, ma il pallone termina lato e il risultato rimane sullo 0-0. Trascorre un quarto d'ora di gioco e l'arbitro Roscelli di Chiavari concede un calcio di rigore in favore dei padroni di casa. Sul dischetto si presenta Donato, che non sbaglia e insacca la rete dell'1-0 per il Pontecarrega. Al 21° prova a reagire il Multedo. Ottimo il suggerimento di Scarsi per Roggerone, che però indirizza la palla poco a lato alla destra del portiere. Capovolgimento di fronte e dopo 2 minuti è De Vecchis per il Pontecarrega ad andare vicino al raddoppio. Pescato in ottima posizione in area avversaria, conclude in porta, ma è buona l'opposizione dell'estremo difensore degli ospiti. Bisogna attendere il 25° per il pareggio del Multedo. È il numero 11 Roggerone a insaccare la rete che riporta in parità le sorti dell'incontro. La posizione è ottimale, non può proprio sbagliare. È di nuovo parità, siamo sull'1-1. A 10 minuti dal termine della prima frazione di gioco ci prova su punizione il Navone, ma il tiro non c'entra il bersaglio e il risultato rimane in parità. Multedo decisamente più propositivo in questi ultimi minuti di gioco. Anche Stefano Scotto ci prova con questo tiro dalla distanza, ma il portiere non si fa sorprendere e smanaccia in qualche modo. Si va dunque negli spogliatoi sul risultato di 1-1. Con le immagini e il montaggio di Enrico Figus passiamo ora alla ripresa. Si riparte col secondo tempo e la prima azione pericolosa è ancora del Multedo. Cross in mezzo preciso per l'incornata di Scotto, ma il numero 4 non impatta bene e il pallone termina fuori bersaglio. Impeto d'orgoglio per i padroni di casa. Dopo il calcio di punizione di Cerminara, che impegna il portiere Granata, sul calcio d'angolo successivo De Vecchis va vicinissimo alla rete del vantaggio, ma il numero 11 da posizione ottimale manca clamorosamente sul colpo di testa allo specchio l'appuntamento con la marcatura, che sarebbe valso il 2-1 per i suoi. Poco e nulla per i restanti minuti di gioco. Poca fantasia e poche azioni offensive caratterizzano l'ultima mezz'ora del match. La paura di perdere prevale e il match termina in parità, facendo guadagnare un punto ciascuno alle due società genovesi in questa prima giornata di campionato. Termina 1-1 l'esordio di campionato di Pontecarrega e Multedo. Risultato tutto sommato giusto per quanto visto in campo oggi qui a Sant'Eusebio.